Aprire la puntata con un pezzo così straordinario e avere ospite oggi Paolo Tagliamento, un artista tutto tondo, perché è un musicista straordinario, giovane, e poi parleremo anche di lui. Direi che è il modo migliore, Armando, per salutare i nostri amici. Certo, cari amici e amiche, buongiorno e buon sabato. E quindi qui abbiamo una puntata corredata di musica, quindi non è tutti i giorni che possiamo avere questo onore di avere questo personaggio che è come sparsi. È andare su, e questo è una cosa che fa felice il nostro Conegliano, perché lui ovviamente è a Monaco e quindi ci lascia un po' nella nostra marca di Conegliano, ma sarà in futuro che verrà ancora a trovarci. Avere questo onore di Conegliano, avere un personaggio così non è tutti i giorni, caro. Vedi Paolo, lui ti ha già abbinato alle sue idee, alle sue fantasie del cibo, ti ha esaltato come esalta normalmente il cibo. Allora io vorrei leggere due righe, sì, che Armando ha scritto nel suo libro, nell'ultimo libro che ha fatto, il 12°, che racconta la sua vita e racconta le sue ricette in maniera straordinaria, iniziando anche oggi con la musica. Per esempio lui dice: la cucina è amore, la cucina è come l'arte, come musica vive di nuove emozioni e come tentazione vive di nuovi esperimenti provocatori. Bellissima questa frase, perché sì, ci dà l'opportunità veramente di inserire in questa trasmissione quello che mancava. Cioè, noi avevamo prima la gioia del cibo, oggi abbiamo la gioia del cibo abbinato alla musica. Certo. Paolo, raccontaci un attimo quella che è la tua esperienza negli ultimi periodi, perché sappiamo già che hai fatto molta strada dalla prima volta che ci siamo conosciuti. Sì, ma gli ultimi periodi sono stati vari, diciamo gli ultimi anni soprattutto. Io mi sono spostato a Monaco di Baviera ormai da 5 anni, quindi è passato un po' di tempo. Ho fatto diverse esperienze, sono stato anche in Australia 2 anni fa, proprio prima che, fino a quando si poteva ancora suonare, poi c'è stato quel periodo di pausa. Poi altri progetti ultimamente con il collega Scattolini, duo con chitarra, e poi c'è stato il nostro concerto in memoria di Don Nilo Faldon a Rua di Feletto in chiesa. È stato un bellissimo concerto, violino ed organo, con il maestro Sergio De Pieri, che ha suonato l'organo Pugina, che è un organo di valore prezioso che c'è in quella chiesa. È stato un bellissimo concerto, questo non tanto tempo fa.
E ora sto lavorando a diverse cose, insomma. Bene. Cosa ti sembra essere naturalmente coinvolto da un progetto come il tuo che vuole arrivare ai massimi livelli? Lo sei, per me lo sei già ai massimi livelli come musicista, e abbinare questo tuo progetto al nostro progetto, che è quello di divulgare nel mondo, non solo nel Veneto, le peculiarità e i prodotti della nostra terra. Ho scelto apposta la primavera dalle stagioni, l'inizio della primavera dalle stagioni di Vivaldi, perché è la cosa che si abbinava meglio, no? Con l'ambiente. Questa è proprio una tipica casa veneta, che forse prima non era casa nei secoli passati. Sì, fine 600, primi 700 era un ex convento dei frati, e dopo dei signori contadini gli ha rilevato convento, gli ha rovinato tutte le cose più belle che era dentro. Abbiamo riscoperto gli archi che erano chiusi. Immagino. Poi c'erano i 12 mesi dell'anno, fornellette molto belle che manifestavano ogni fornelletta, gennaio, febbraio, era una cosa e là, molto... appunto con le stagioni, sì, questa è proprio tipica architettura veneta e del periodo di Vivaldi, 6-700, violino anche. E poi Paolo, descrivi sta opera, violino anche. proprio è un'opera d'arte. Sai perché lui, secondo me, mi ha emozionato prima su questo? Perché la musica è amore, la musica trasmette, credo che sia una cosa che è più forte ancora della cucina. Il suo cuore trasmette, che fa musica, qualcosa di interessante, qualcosa che esce dal suo cuore e che trasmette a chi lo ascolta, e ti fa venire i brividi dalle sue violinate, che sono superbe. E poi con un violino così, Paolo, dimmi Diana, fallo vedere un po'. È un violino che c'era quando c'era Vivaldi e quando c'era questo convento all'epoca. Fine 600, primi 700. Inizio 700. Porco cane, bellissimo. Fatto a Brescia da Rogeri figlio, una famiglia di liutai importante, Pietro Giacomo, e il papà era Giovanni Battista. Sì, è conservato benissimo, particolarmente bello esteticamente, non facile da trovare appunto come bellezza, un violino di questo tipo. E poi sì, naturalmente ormai sono in simbiosi, perché dopo un po' di anni che ci suoni insieme, proprio c'è un legame con il suono. Non è che qualsiasi violino è la stessa cosa. Certo, poi diventa il tuo strumento e hai creato il tuo suono. E quindi qua tutto è diciamo che i più giovani qua siamo noi rispetto a questo violino, c'è una bella differenza, questa casa e tutto quanto. E la musica sì, perché appunto rispecchia la nostra cultura, che varia dalla musica al cibo, all'architettura, tutto va insieme. E tutto va insieme. E naturalmente sì, le stagioni di Vivaldi sono la rappresentazione della natura. Lui aveva scritto anche i sonetti, lui di sua mano, per rappresentare questa musica figurativa, e rappresenta proprio la natura veneta, anche perché sì, non è una rappresentazione qualsiasi, insomma. Certo, allora io scommetto che i nostri amici ascoltatori sono impazienti di sentire un altro pezzo dei tuoi, però prima che tu ce lo possa fare, io direi di fare un cenno di quello che vorrai raccontare dopo della ricetta. Perché vuoi sapere, ma vuoi subito sapere la ricetta? Ma sì, perché io vedo lì delle cose che mi fanno venire l'acquolina in bocca, e anche a Paolo, scommetto. Caro Bruno, abbi pazienza. Io vorrei dedicare un po' di più spazio, perché mi ha emozionato, a Paolo. Certo.
vedi caso, non è stata studiata apposta questa cosa qua, osservando quella ricetta che vi dico adesso, care amiche. Devi solo fare un cenno, perché Un la cenno, racconti sì. dopo. No, ma è meglio dirla subito. Vabbè, raccontala subito. Come ti ho detto, No, io dare volevo... spazio a lui. Allora, oggi, caro Paolo, noi presentiamo la regina delle nostre minestre, semplice, quanto buona che mai. E cosa sia? Non lo dico, sa tu qualche... Nel 2000, Paolo, te la ricordate, nel 2000 è stata battezzata i maestri cantori di Norimberga. Pensa, guarda, Wagner. bravo. E sai perché, Bruno, Paolo, tu sai perché? Perché questa regina delle nostre minestre, che è la pasta e fagioli, no? Cosa fa? La fa muovere le balestre, la fa musica, quindi fa muovere le balestre, fa musica, e quindi rispecchiamo una musica suadente come questa, però anche lei trasmette della musica così, ecco questa, e la presentiamo, vedi, primavera, le stagioni, con i scioppettini, con i forciletti, quindi c'è la cottura della pasta fagioli e dentro ci c'è... Bene, l'introduzione l'hai fatta, ce la racconti meglio dopo, così sentiamo lui, ma prima sentiamo i nostri amici che ci sostengono. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia. Bravissimo Paolo, bravo veramente, ci emozioni, non è, e la ragione che non è solo cibo, ma è anche musica, arte, che ci fa entrare, poi vibrare le vene. E adesso passiamo ad Armando, puoi continuare a raccontarci. Questi maestri cantori, ecco perché la regina delle nostre minestre è apprezzata da tutti i forestieri che viene a trovare, chi viene qua nella nostra terra trevigiana, no? E Basiti resta stupito, perché dice, caspita che buona che è sta pasta e fagioli. E dopo te ha diversi modi, te fa male i radici, quei sisue con i fagioli, dopo si presta anche a un bel risotto con i fagioli. Quindi se queste cose che io insisto sempre, Bruno, di tenerle vive, di riscoprirle, non di lasciarle morire. Allora, miei cari amici, ecco la ricetta della regina delle nostre minestre, che vuole i fagioli della Mon, lei che ti costa una cifra, però ne vende buoni anche qua attorno. E quindi per 4 persone che vogliono sui 400 grammi di fagioli, mi mette a bagno la sera prima in acqua fredda.
li coprite tutte d'acqua. Nel frattempo, se ne volete anticipare, mi fate un scalogno trittato, che è il meglio, non mettersi il scalogno, è quello che ti dà il gusto del meglio ai fagioli. E quindi un scalogno, 4-5 cucchiai d'olio extravergine neppure baciato, poi una carota, una gamba di sedano, un ramosello di rosmarino che come che voi i fagioli si tira via, sale e pepe quanto necessario, una vostra, come dire, una vostra idea se volete mettere il prezzemolo, perché nella cucina trevisana ti diceva una volta, Cristo ti si come il prezzemolo, ti sembra come il prezzemolo in cucina, si metteva il prezzemolo dappertutto. Dopo abbiamo corretto un po' e allora non mettiamo, qualche volta insistiamo troppo sul prezzemolo, però si porta a cottura dopo aver soffritto lo scalogno, si immerge i fagioli, si li coprono d'acqua, si mette il ramosello di rosmarino, il sedano, la carota e si fanno bollire. Come solleva il bollore, a fuoco molto piano, devono andare avanti una cottura di un'ora, un'ora e mezza, 2. Proprio chi deve pippar, puff, deve fare così. E quindi dopo quest'ora, un'ora, 2, i fagioli, la soppelle deve essere che non dovesse sentire la scorza del fagiolo e quindi deve essere proprio una crema. A questo punto schiacciate sia la carota, la carota, togliete il ramosello di rosmarino e con una schiumarola e un cazzut schinsei i fagioli, una parte di fagioli e l'altra la intera. Ovviamente a questo punto resta stato che aggiungere un po' di queste pappardelle così, tagliare larghe, tagliare a tocchi e le fai cucinare dentro questa minestra dei fagioli, cose cotte prima della cottura della pasta, che butta dentro una generosa manciata di sciopettin. Quindi se un po' generosi con questo sciopettin che vi fai vedere, strigo in italiano, che il Bruno dice sempre fuciletto, no Bruno, che dico sempre non si dice fuciletto, si dice strigo, sciopetto, carrette e quant'altro. E qui è il momento di gustare, far gioire le nostre papille gustative. E una cosa si fa, se mette sta pasta di fagioli su una bella fondina, se mette un'altra giossa di olio extra vergine, neppure basà, deve essere proprio vergine, sola così. Dopo lì ma contenti di dare una grattata del formaio, questo è facoltativo. Dopo che c'è ancora quei pivecci, ancora chi gli mette la giossetta di aseo, però tutte cose che si fanno una volta. E qua si deve, e dopo anche tanti era generosi perché era le gambette per stargli tagliati a tocchetti, lo metteva dentro nella cottura dei fagioli, oppure te puoi mettere dentro dei tocchetti di pansetta, te puoi mettere dentro, adesso che siamo diventati nobi in cucina, anche dei tocchetti di prosciutto crudo della nostra marca trevisana tagliata a cubetti. E se te gusta vedi Paolo, sì. Vedi quanta fantasia ha il nostro Armando, cioè come te è un artista, sì, è come lo vedi, come vedi questo connubio musica cibo? Allora c'era uno dei più grandi violinisti del Novecento, russo, ucraino, poi migrato negli Stati Uniti, Milstein, una delle leggende del Novecento, che diceva: chi non ha fantasia deve smettere di suonare il violino, non può suonare, perché è così, perché se non hai la fantasia qui non c'è scritto da nessuna parte. Sì, c'è la tradizione, c'è lo spartito, c'è la musica, ci sono le ricette, questa è la tradizione, la base. Poi sopra quello ci devi aggiungere tu, ma qui non stiamo parlando di lavori meccanici, tecnologici, dove non puoi inventarti nulla. Quindi Paolo, vedi? hai la fantasia, vedi, tu Bruno, che altro dite mi hai detto di fare entrare la musica in cucina, cosa hai avuto che fai? Sbagliato.
È bellissimo, non è colpa mia, è bellissimo Sono avere stato il primo. queste note così che ti accontornano la ricetta che tu fai. E hai sentito cosa ha detto? Certo, Ah, certo. la Ma io la sapevo fantasia. chi era Paolo. E questo ci vuole nella musica e in cucina. E allora- Se uno non ha fantasia, è meglio che stai a casa, neanche che c'ha violino a suonare. Paolo, correggimi, Sì, scusa. sì, no, certo, rispettando la base è quella ricetta, non è che puoi stravolgere la ricetta, Certo. come non puoi stravolgere lo spartito. Certo. Ma tanti lo fanno. Ah, sì. Sì, bravo, sì, purtroppo, così la cucina. E allora bravo. noi- mi piace, vedi, tu mi piace sto giovane qua, vedi, tu là un sentore di cose che non devono Col sparire. semente parlare veneto le finita. Noi vogliamo chiudere in bellezza questa puntata che è stata, io riterrei, straordinaria, chiedendo ancora a Paolo di allietare i nostri amici ascoltatori con un ultimo pezzo. Allora dico che il secondo è stato il principio dell'autunno, che non è la stagione che abbiamo adesso, però completa un po' il Certo. Sì, ciclo. Paolo, nel contesto va bene qua. Appunto, esatto. Anzi, forse era per quello che me l'aveva ispirato, Sì, inconsciamente. sì. Ed adesso faccio il principio del largo dell'inverno, che è il principio, Vivaldi scrive sostanzialmente, adesso non mi ricordo il sonetto esattamente, che in una casa davanti al focolare si riunisce la famiglia e fuori le gocce di pioggia. Non ce le abbiamo le gocce di pioggia perché sarebbero gli archi che fanno il pizzicato così. Sul scenario, sul sottofondo della pioggia, fuori venale c'è il caminetto acceso e c'è la melodia. Bellissimo. Vai, bello, vai. bello. Eccolo qua il caminetto. Questa Vedi? vedi che arte. Sì. Bravissimo Paolo, e con questo noi vi salutiamo i nostri ascoltatori Ecco che e diamo appuntamento. sabato, ecco, quindi mi raccomando, primavera è entrata nel nostro cuore, diciamo così, e quindi cimentatevi a trovare tutte queste erbe per i campi, per i coine, con il vostro Mario, che in caso tra una erbetta che trovate, tra un sciopettino, un bruscandolo, che sommi da erbe di papavero, non vi scambiate anche un senso d'amore. Quindi vi auguro un buon sabato e una buona domenica a tutti voi che ci ascoltate con grande amore. Grazie. Ciao, grazie a tutti e ancora grazie a Paolo. A Paolo. Grazie.
i sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.